Grazie. Lucia, ma da quando è che non ci sentiamo? Ah, devo raccontarti quello che mi è successo in questi giorni. Sai quel ragazzo tunisino che lavora nella... Sì, proprio quel ragazzo che lavora nella vita di mio papà. Dopo tanto tempo in cui ci siamo solo guardati, finalmente abbiamo potuto unire le nostre mani. Ah, tutto è stato possibile grazie al mio adorabile nonno. Ci ha permesso di incontrarci nella sua stanza. Sì, com'è andata? Stava succedendo un macello. Quasi quasi ci scoprivano. Meno male che ci siamo nascosti. Ah, lo sai come ragiona mio padre? Prima la laurea e poi tutto il resto. Veramente non abbiamo potuto parlare molto, però in mezzo a quella confusione ho potuto notare la sincerità dei suoi occhi e la serenità del suo viso che mi è andata dentro. Dai, non sono innamorata, però Kader è un ragazzo dolce, sensibile ed io, sì, mi sento attratta da lui. Mi piace il suo modo di fare, il suo modo di parlare. Però Lucia, adesso devo ritornare a studiare perché sono proprio indietro. Poi ti richiamo e ti racconto tutto dettagliatamente. A presto, ciao! Papà! Brava! Rosita Vero! Era la mia amica Lucia. Lucia! Perché ci andava a cadere con Lucia? E a così la verità venne a gara. Ma che coraggio avesse di portarlo Caino? Ma come è vero che mi chiamo Giovanni di Stucco le amme di Stucco? Papà, non so che pensi tu, vero? Mi li caga appena te ingaglio, te lo faccio scordare la volta, come si chiama? A cadere. Io lo voglio bene, non deve fare mio che lo sa. Ah, lo va bene, e lo coraggio di vedere vero. Ma mica ora non lo voglio sentire delle chiono. Che è sua, vero? Che mi sei muta? Ah, migliolo nonno, e non sei che mi capisci? E non nominare lo tuo nonno, perché magari per ce n'è ora. Sì, è della mia parte, perché mi vuole bene, noto? Ancora? Ma che ci fa questo sei giangurro? Calmate, che ci fu? A domani la sta santa della tua figlia. Caterina, ma che succede? Perché vi sciabiate? Ma parla, che avete? Fatti contare che come era l'anno io. Che come una Caterina? Che come naste? Parla, che faceste? La sentivo che parlava a telefono. Che si sente attratta. Che ci piacciono le mode di fare. Che è semplice. E te lo porta fino a Caino, te lo porta. Ma cuco è? Lo strafalario come sero. Ma come posso fatto, Caterina? Disgraziata, parla, come fa, dimmi come. Io lo voglio bene, non mi interessa di con niente. Gira, l'ammazzo. Calmati, disgraziata. Assinda tuo marito, calmati. Non ci dare conto che dico una numeri, No, le numeriche da dare. Domani come vede lo cantiere. Mi facciamo le conte e se ne vado ne vede. Perché? Che fa? Lo vuoi litigare, vero? Ma la colpa non è dentro, è mia! Ma perché non la stanno volere? Gina, dimmi perché sono sta dire. C'è due mani in tutto. Basta ora! La volete finire? Finiamo una chiuma! Ammazzo. Bengiamacci! Che birro nella mia casa! Si esce un birro, come ce lo portava? Ma Giovanni, una cosa non capivo. Si incontrarono. Io niente vecchie e niente sentevo. Cacca, per piccano le pescavamo le piccione. Ora capivo. La ginnastica del papà. L'armadio conseguiva buono. Non vedere che... lo vedo
parenti mi fece zeto. E che c'è un dietro il doppiano, l'angio traditore! Vuoi che c'è il dottore? Quando non ci con me non ci serve, pare che avevo l'orecchio con la comanda. Sempre tra le tue. Ma perché c'è sto silenzio? Che fa ancora un'ora di mangiare? E se tu un'ora di mangiare, io e concettina mia moglie che stavamo ragionando una cosa. Che bella chi sta ora, Giovanni! Che sedone, la vecchiaia! Oh. Sì, noi andiamo lì dentro perché stavamo facendo. Fermi tutti, unì! Prego, accomodatevi! Accomodatevi, perché la cosa l'amma ragionare qua, non da Inga. Quando ne mangiare? Che passa? Levati, non ci Ehi, aspetta. Ma chi è sto telefono? Capito? E ho tambino però. Ma insomma, capite? Parlate. Aria brutta di racconto. Pasquale, ma dove sei magari tu un sapetore? Che sogno io? No, ma riesci a storia, che avevamo fatto? Io niente saggio, niente sintero. Io ora stai venendo, che è stato caída con la tua nanna. Proprio l'opzione la parlare. Perché Caida forse è l'unico a sapere e a vedere tutte cose. Oh, bella che saggio io! Ma insomma, che sono questi misteri? Parlate! Hai fame? E per ora non si mangia. Non ti mangia, però non mi aspettare tutti. Sì. Capito? Assettati. Quanti? A divano. Che mi appare in anche? A divano. Giova che te dici? Caterè, adesso te beccare, che non la nonna, veramente mi fa male un po' la testa e vado un poco nella mia stanza così mi riposo. Onde va? Di che India cara mia non nasce in ordo. Prima sanno a chiarire tutte cose. Io non hai niente di chiarire, che non cambia vedere dove sta dura. E io t'ammazzo! Per carità, fallo per mia, lasciala perdere per stasera. India ora va a restare. Oh, ne posso più. Ascolta. Vedi che tuo signorino che io già va a mettere il chiopello. E non te lo voglio vedere chiuso. E io ti dico che lo voglio bene. E io t'ammazzo! Giova, ascolta! Ossia assassina! A così ci ha parlato a tuo padre! A così ci ha parlato a tuo padre qui! Giova, ascolta! E stai uno ginno così che si va a settare! Ma che ti passava per la mente? Che ti passava per la mente di mettere in zemmola con un africano? Giova, ascolta Giova! Gli dico a sé! Ma ora te nagliere la mia casa, te nagliere fuori, lo va bene, te nagliere! Sì. Annascere di carino! Allora questa Annascere! non dice ma parlare! Ma voglio più! Caterina disgraziata, non va a dire che finisci sta cosa, non la trase chiusa a casa! Caterina!
30 secondi che sei e visto dove sei. Giovanni, ma che sta sbagliando ora? Assacci li sta dicendo da povera Carusa. Certo, ossia la difende la signorina. Ma forse non l'ha caputa ancora, ossia. Che tutto sto inverno stasera sta succedendo per colpa sua. Per fare lo ruffiano. E l'aeroplano? Ma io te lo disse con il pulì attaccato. Non ci sente, vedi? Ma io la scoprivo la verità. Tutte cose, sai. E non ci posso credere che proprio ossia la seta di come queste cose. Pasquale, dove va? Che sei sapitore vederla tu? Ora tu sei sposi, tassette e cane e palle. Sarà stasera non sai ciò che com'ero. Io niente sai, niente vedo e niente sentito. Ti sei preciso un buon anno. Ora che mi trai solo un ballo, io voglio ballare. Va bene, ora devo ballare. Pasqua, state molto parlare, Pasqua. No, io parlare perché io così forte non ne posso vedere, no. No, che io ce ne so assai così forti. Ne che ci paga mi può a toppare la bucca con l'apparecchio. No, io parlare, eh? Sì, bene, sì, vero è che io ho aiutato da giovane. Sì, e non ne sono pentuto. Oh, anzi, ne sono fiero. Sta confessando, sentiamo, sappiamo. Ascolta, Giovanni, tu sei fortunato. Che sono un caroso rispettoso e travagliatore. E poi dici che agganciano i tempi. Non ci sono più confini, né schiavi né padroni. Poi la politica sa scarole colura. Che fa, mi spoti ora? Ah, certo, ne paga queste parole, me le diceste tu abbastanza ieri. La grande sera, ora che c'è? Ah, che c'è, che bello, è tagliare il guasso in capo dell'ante, vero? Ah, ma basta con toccato sacchetta. Mi finì ora di fare la politica. Non mi interrompere, se no io mi imbroglio non faccio un gioco da dire qua. Mi pare. Perché la terra è un caroso rispettoso. E io non lo vedo una volta sola. Certo, si capisce che non lo vede una volta sola. Ma ascolta mia. Che bella a dire africano. Quando tu tenevi a Milano, un mi dicesti che ti chiamavano africano. E quando io venivo in Germania, non mi chiamavano per africano a mia. Ma certo, è che io sono il nostro destino, che ci ho montato e ci ho africani siamo. Ma che c'entra, che c'è? Non si vede lo colore che è africano o no? E allora come si capisce che tu sei mafia? Tu sei un nero in giuro, io sono il chiaro e cambio il gioco. E tu caro Giovanni, tu non ci tagliare il colore della faccia, ma ci tagliare il cuore. E avete a vedere la indesina come erano polete e pecatosi. Come si abbracciavano. Ora Giovanni mi può dire in ciò che vuoi, ma io, la tua sorgina e Pasqualino si siamo d'accordo col Caterino. Allora dicevi che Pasqualino ci da sigla a vedere questo romano. Complimenti! Pure io sono d'accordo con Pasquale. Pasquale mi disse tutte cose. Vi state sbagliando tutti e carine. E mi meraviglio di te, Ginuzza. Come può dare ragione a tuo marito e non tua povera figlia? Come? Ragione avevi, con Gittina. Ho capito. A quanto pare siete tutti contro di me. Evidentemente io in sta casa un comando chiuso. Resto, va rapido. Tu sai la tua figlia che sei indipendente. Dove vado? Aspetta, tanto come are. Oh, scusatemi, non volevo disturbare, ma mi trovavo a passare di qui per caso e poi può passare più tardi. Stavamo parlando di cose di famiglia. Ma allora se è una cosa di famiglia che non posso sapere me ne vaio. Ma visto che ora sei qua, mi vuoi spiegare il motivo della tua visita?
Il motivo della mia visita è una cosa che riguarda tutta la famiglia. Non faccio parte nemmeno io della famiglia, o no? Purtroppo. Certo che fa parte della famiglia. Se sei la figlia di Masuro, sei manepote, Rosetta. Non ce lo dici? E allora parla, parla! Ah, dalle Bertole, che c'è? Sogno un pensiero per Caterina. Che? Perché? Che ci è successo? Chissà. Ancora scondo! A mia niente mi interessa! Io non ho figli che si chiamano Caterina! Ma come fa a parlare da José Giovanni? Manco pare ma figlio. Ma niente, di sti orna la vedo un poco strana a Caterina. Strana. Perché strana? L'altro giorno l'ho incontrata e ci ho domandato: Caterina, dove vai? Ma risponde: zia Rosetta, vado a fare la spesa. Ma nascondo, chi c'era questo strano? Tu sempre ci va a fare la spesa alla Carusa, vero Giova? Vero, ma lo mercoledì pomeriggio, quando tutti i negozi sono chiusi, mi pare un poco strano. E allora me la mangiavo subito la foglia. Un vegete ste facce, a tutto c'è rimedio, tranne che alla morte. Che fa pregano? Un vegete così da tutte cose si possono compigliare. Compigliare che? Rosè, ti vuoi spiegare bene? Non ti stai capendo niente! Oh signore! Veramente si fece tardo, me la messa ieri, perché la sala la porta aperta, niente, me ne scegli. Rosè, ti stai dicendo, ti vuoi spiegare meglio? O ne vuoi arrivare? Se disse che si fece tardo, me la sala magari lo so con capo, me ne va, un giorno bisogna che mi accompagnate la porta alla casa, no! alla carrozza. Che vuoi sta a fare venendo dopo? No, cara mia, ora restiamo tutti caini. Fino a quando non si fa chiarimento. A questo che stanotte ne curchiamo tutti i cani. Scusate, ma io avessi un intervento degli affari. Ma possiede giù con Sarrivina. No, ma siccome ho stretto bisogno che devo uscire, Niente da fare. cioè mi pigliavo un pennole e devo andare al gabinetto, io ho bisogno. Queste sono tutte calori. Non sia vuole scappare per lei. Com'è? Finora ha fatto il ruffiano e ora si vuole perdere un penale. A fare lo renale, ma un mio è lo renale che non lo trovo io. Ma che c'è lo renale? Oh, bella madre. Che vuoi decidere da scappare? La faccio gioco, Tantina, che vuoi dire? Io prima o poi. Lo vedi a sapere lo stesso. La vedere con suo trasennesse come fa sempre. Cara Rosetta, forse è meglio che parli. E va bene, però ricordatevi che voleste sapere quanti, io non ho colpa di niente, di quello che stai dicendo. Lì siete contentina che non la posso tenere più. E stiamo a parlare. Per favore, Rosetta, parla! Non ti scoraggiare, dai! Sono già uomini morti! E ora? Allora, ve lo dessi che io mi mangiavo la foglia. E allora sapete che fece? Ci va prisa a Caterina, senza che io mi veniva. Brava mamma cucina. Non parlate di piscina. Vera zitta, te facciano le mie! Rosetta! Un segni, che vedete? L'avete trasere nello dottore Troina. Troina, Giova, ma chi mai? C'è io dove lo dottore Troina? E lo dottore Troina è un ginecologo ed è conosciuto per certe cose. Vino di tutte i banne. Mario, ma vedi sta cosa? Vedere sta cosa? Gina, è inutile che puoi mucciarlo solo con lo credo. Perché secondo mia, Caterina è incinta. Niente l'aveva detto che non la poteva tenere più. Non gli adesso non l'aveva detto. Ma c'è bisogno di fare sta faccia. No,
fucile ammazzo! No, non mi scappare, non lo vedo apposta! Mi scappare! Calmatevi, a tutto c'è rimedio, a tutto! Ma signore, ma perché? Perché proprio in questa casa? Se no, io ci voglio ieri al gabinetto! Domani tu mi dici essere per forza che devo fare Calmatevi, immaginate a tu sei, a tutto c'è rimedio, vedesse! non c'è rimedio! Aspetta che la sciolgo, tu non ragioni! Aspetta, c'è bisogno di fare questa faccia! Ascolti, papà! Cosa la finisci da me? Quando fu? Voglio sapere quando fu! Ma quando fu? Oh, la fortuna! Ma che fa questi corpo? Non vedete? Magari ne faccia ma mi prendo il pennolo, come si chiama? La siccità! Papà, ci riesci a non complicare le cose, non stiamo parlando di vostra, ma di Caterina! Oh, vede ma da Carusa se la figlia del corpo! Aspetta, ma mai l'aveva fatto! Venite la maschera del paese! Che lo va a dire a tutto il paese, Giovanni! Non lo faccio più, per davanti! Basta, papà! Ma sì, da Capoturente! Che fa poi se lo sciallato fa? Ascolta, me la siete del dragonio. Riccardo, ascoltami. Dai, basta, non c'è bisogno di fare a tu sei, ormai che l'ho versato bisogna raccoglierlo. Vedi, si può raccogliere adesso! Come un debole! Per davanti! La cosa ti piglia. Papà, ma la vuole capire? Non stiamo parlando di vostia non c'entra niente con quello che stavo dicendo. Ma che come no? Abito fuori che ti dico come la figlia del corpo! Non legge, vengo! Ma se va a cangia, per favore, se va a cangia, se leva, con se bagnato. Non diceva. Questa madre. Se ne va la sua chance, se ne va a sapere in burro. Avanti, cammina. Tu ti dici il gioco che me la vai solo! Ma perché? Ho portato tutto quello che ha fatto che tu sapevi fare merenda. E come no? A che ci mancava? Che sangue ci voleva? Che se la diceva. Tia ti pareva che non c'entrava. E giù c'entra. E come si c'entra? Perché non ci ha fatto lo ruffiano. Non se lo portava fino alla sua stanza. E ora vedi che piatto ne presenta, lo vedi? Tuo padre ha fatto quello che riteneva giusto. Mamma, a mancare vostia se ci metti ora. Già quando tu non ti tanto lo facessimo. Ti voglio combinare che stanno ora. Caragina, la minescia ormai nell'ambiattane ormai. A me pare che questa famiglia le zitaggi vanno forte. Ora basta, finimola, va bene? Ormai non c'è più niente da fare. Che giù che è fatto è fatto. Genò, aspetta, Pasquale mi desse, casi dicono solo una vasateggia. E voi ci crede? Certo, solo una vasateggia si dicono, un seggio. Alle frescavo! Ora ce la dogno io la notizia, visto che ancora non l'ha caputo. Papà, da Santa Rellina nella sua nipote Caterina, è incinta, sta aspettando un caroso, lo capisci o no? Io niente saggio, niente visto e niente sentivo. Ah no, Pasquale, ora parli tu, dicello, che Ma che c'ha detto? dici tutte cose, parla, forza. Io ci mette dare solo una vasatella. Ecco. E mi paga le piccole giunte fanno da così. No, non si fanno così. No, non si fanno così. E ci stai attento perché c'era con mia, ma compare Carmine. E non italiano. E da picciottino non vicino niente di che giochi c'è da guante. Solo una vasatella qua nella guancia e basta. Ma se la mettono trasere nello dottore Troina! E l'ho vista io personalmente. Ma usa steppica moderna, basta solo una vasatella per fare danno. Un gittino! Che ti senti incinta? Caterina,
ci sta a fare il dottore Toino? Quale dottore Toino? Ma se ti metti già via personalmente non lo può negare. Esce il dottore Toino senza avere niente a tomare, E le nonno me lo disse con gioia a dire niente alla mamma che se non si arrabbiava. Disgraziata, dove sta più traditore di lei? Oh, signore mio. Amante Rendi. Signore mio. Giovanni, vieni qua. Papà, se mi perdona, o sbaglio, come si sente? Se mi perdona. Giovanni, mai che ti dato legnare. Se mi perdona, papà, se mi perdona. Giovanni, ormai sento che stai a morire. Papà, ma la chiamano dottore, non mi lasciare, Pasquale, non mi lasciare. C'è bisogno di chiamare lo medico. Ormai capisci che stai a morire. Però, prima che muore, tu mi fare un giuramento. Davanti a tutti. Sì, papà, tutto quello che vuole. Caterina, Caterina, venite qua. Giovanni, tu ora, prima che io muoio, mi fa un giuramento. Che se tu sti cose si vanno bene, tu non la contrariare. E se tu si vuoi non maritare, tu c'è da la tua benedizione. Tu ti perdoni. Papà, ma che è troppo? E allora io muoio senza perdonarti. E se tu, se lo Signore mi chiama, Pasqua, Pasqua, io muoio senza perdonarti. Non mi lascia gioia prima di morire. E va bene, ce lo giuro. Casa davanti a tutti. Cada bene, a giurare qua, davanti a tutti. Ce lo giuro. Giuro che Caterina, so che desidera il suo cuore, io non la contrasto. E con sogno contrario a questo dettaglio. E se tu si vuole maritare, ci do la mia benedizione. E da devare vedrai tu mia nipote. E ora io Giovanni ti perdono di sta siggiata che mi dasti. Che mi la dasti per buona. E ora io. Ora io. Arrivato a questo punto.
arrivato a questo punto, mi posso sosere, che lo giuramento lo faceste. E che la seggiata non può a così forte. Ma allora non si sentiva, ma non stava morendo. Mi piglia per fissa allora. Caro mio, ogni tanto ci vuole qualche menzigneria. Oh, un momento. La seggiata me la lasci. Ma diciamo con un mortale. Ma allora non c'è manco bisogno che mi chiamano un dottore. Ma quale dottore? Io c'è un tipo di pennole che mi fanno stare una giornata teso. Aspetta un momento. Caterina, che ci esce pure il dottore Troina perché di pennole. Certo che dicevo, magari passavo nella farmacia e ce l'ha cattato. Ma non ce l'hai dato perché possiamo essere da cellare la moccione di mamma. Buono faceste, buono. Tu, dottore Troina, ci esce per le pellole venuto un anno. Certo. Ma allora non sei incinta. Ma tu lo pensi che sono incinta? Non lo so come mi chiamo. Ma te ne sei caricata e non sto a essere con Quale ero con Leandro? Maria. Maria, Giova, ma come potevo credere nell'invamia di chi sta per la tua figlia? Come potevi? la colpa fu tutta nostra voi. Papà! Lo vedete? Con la via dire che un povero vecchio sordo strammato a via salvare una famiglia della tragedia. E poi io, ma potevo morire proprio ora, che mi figlio mi va a regalare un apparecchio. Non solo. E che mi fece zitto. Ora no, lo vedete? Un vecchio in una casa non è buono solo per la pensione. Guarda, che ne pensate? L'Associazione Culturale e Teatrale Gruppo Onore e Dignità ha presentato L'Uzitaggio di un anno, commedia in 3 atti di Rita Landro. Personaggi e interpreti: Sì Carmine e Rosetta, Paolino Pardi e Laura Noto. Caterina e Cader, Ornella Landro e Pino Chiparo. Pasqualino, Angelo Alongi. Gina e Giovanni, Rosanna Nola e Carmelo Vitellaro. Pasquale e Concetta, Pino Landro e Rita Landro.
ringraziare alcune persone, naturalmente l'amministrazione comunale, la Prologo, che ci hanno consentito stasera di essere qua a divertirci e a farvi divertire, speriamo. Poi un grazie va naturalmente a quelli che hanno recitato con me, ma soprattutto a quelli che sono stati dietro le quinte, e io l'elenco è lungo, ve li leggo subito. Innanzitutto per la scenografia Nuccio Nola, Carmelo Scibetta, Sandra Verciglio; per i trucchi Rosanna Nola, Laura Noto. Fate un applauso solo alla fine, tanto l'importante è che l'avete fatto a noi. Poi costumi Giusy Mattina, assistenti di scena Anna Grizzanti, Lina Salamone, realizzatori di scena Franco Carruba, Salvatore Vitellaro, Nino Alongi, Paolino Scibetta, Giovanni Chitolo. Poi hanno collaborato Gisella Di Liberto, Angela Tona, Lina Miliotto, Gero Mantione, Carmelo Nola, Giovanni Landro. I quadri del terzo atto, questi qua, sono di Juan e Speranza, anche a lui un grazie. Benissimo, noi speriamo di aver dato il nostro meglio. Una comunicazione. E un grazie naturalmente forse a chi più di ogni altro merita un applauso. Stavolta lo facciamo noi. L'applauso è per voi che siete stati veramente fantastici e eccezionali. Una comunicazione. Vabbè, lo so, la regia era di Nino No, Pano. gente. La comunicazione è quella che lo spettacolo di domani viene Gianni Nanfa prima alle 9 di essere puntuali. Questo è stato quello che mi hanno che è stato Vabbè, allora buon proseguimento di estate a tutti voi. Ci vediamo.